Oh, ma tenetela! Come nella migliore tradizione del peggior nonnismo da caserma, arriva un momento in cui qualcuno ti invita a subire senza protestare, altrimenti gli atti di sottomissione proseguono e si fanno più severi. Ecco, quando nel nuovo video pubblicato dal Corriere del Veneto nel suo sito online si sente distintamente un commilitore riferire alla collega più ti dimeni, più dura, si ha la netta sensazione che il peggio deve ancora arrivare. Per Giulia Jasmine Schiffel, sergente pilota di 20 anni residente a Mira, che ha denunciato di essere stata vittima di atti di prevaricazione durante il corso piloti all'Accademia dell'Aeronautica Militare, il culmine dello sfregio sono le craniate ripetute contro l'ala di un aereo. 1, 2, Il rumore sordo della testa sbattuta ripetutamente contro quella parte dell'aereo è il momento più drammatico del battesimo del volo. Normalmente pare che il rituale si risolva in un bagno in fontana, una goliardata assolutamente innocua, dice l'ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Leonardo Tricarico. In questo video però, che nella versione originale dura più di 6 minuti, non c'è traccia alcuna di pratiche innocue. Questo video consegna una realtà completamente diversa e per certi versi raccapricciante, a partire dalle percosse inferte alla giovane sergente con un frustino, verosimilmente il ramo di un albero. Le ferite riportate dalla giovane sono state refertate e documentate fotograficamente e con i video fanno parte degli atti depositati assieme alla denuncia che porta la data del 25 ottobre scorso. Oggi si viene a sapere che 20 giorni prima pure l'Aeronautica Militare aveva segnalato i fatti all'autorità giudiziaria. Per più di qualcuno un modo forse per spegnere sul nascere una bomba che oggi non si può più disinnescare.